Combustione del legno. Calore. Energia. Oltre 24 paesi del mondo pronti per la Biennale Internazionale. Progetto Fuoco. Dal 19 al 23 febbraio 2014, Fiera Verona è Progetto Fuoco. Mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna. 85.000 metri quadri di superficie espositiva. Oltre 650 espositori provenienti da tutto il mondo. Piattaforma di incontri internazionali. Più di 2000 caminetti e stufe, di cui 250 impianti in funzione durante la fiera. Caminetti, stufe, caldaie e impianti a biomassa, pellet, componentistica e tanto altro ancora. Il primo fuoco design su misura. Fiera Verona dal 19 al 23 febbraio 2014 è Progetto Fuoco. Progetto Fuoco, innovazione e tecnologia per la produzione di calore ed energia. Combustione del legno, calore, energia. Dal 19 al 23 febbraio Fiera Verona è Progetto Fuoco 2014. www.progettofuoco.com. E la dolce attesa all'interno del mondo delle kermesse internazionale è l'arrivo di uno dei momenti più attesi nell'ambito fieristico, è il SIGEP 2014 e la sua 35esima edizione, che vede ben 16 padiglioni impegnati, oltre 110.000 visitatori e 110.000 metri quadrati di esposizione di quello che è il mondo della pasticceria artigianale, della gelateria e della panificazione, settori che tutti quanti amiamo, che insieme al SIGEP stanno crescendo, perché le imprese insieme al SIGEP crescono sempre di più e noi con Fiera e dintorni amplifichiamo per voi dolcemente il mondo al cubo. Un successo eccezionale quello riscontrato nell'edizione 2014 del SIGEP, la kermesse fieristica dedicata alla pasticceria, alla gelateria, alla panificazione. Io sono con la dottoressa Patrizia Cecchi, responsabile business unit di Rimini Fiera. Che cos'è il SIGEP per ottenere tutto questo successo negli anni e certificarlo? Tanto lavoro, tanti amici, una squadra allargata, i nostri clienti che sono dei partner e un lavoro assiduo e costante negli anni, grossi investimenti e una visione molto globale. La sfida per tutti è riuscire a crescere sui mercati esteri, le aziende si stanno impegnando tanto e noi con loro. Investimenti da parte di SIGEP sono stati fatti con questa visione molto mirata e devo dire che stiamo raccogliendo via via negli anni in maniera sempre più efficace e importante questi risultati. Quanto è dovuto al successo del SIGEP l'avanzamento di questi settori merceologici, quello della panificazione, quello della gelateria artigianale e quello della pasticceria? Diciamo che il nostro capofila è sempre la gelateria ed è il progetto con cui è nato il SIGEP 35 anni fa, ma le altre filiere appunto che lei ha ricordato, pasticceria, panificazione e non dimentichiamo l'ultima aggregata da 2 anni che è il settore del caffè, stanno crescendo moltissimo sui mercati internazionali e stanno trovando in SIGEP una risposta adeguata per poter offrire delle soluzioni anche composte e mixate fra queste merceologie sui mercati sempre internazionali. Gea della Garisenda era una cantante di operetta molto famosa dell'inizio secolo del 1900
e il suo cavallo di battaglia era Tripoli bel suol d'amore. Sono all'interno di Tenuta Amalia e per me è un grande onore essere vicino alla signora Alessandra Savazzi, che è la titolare di questa tenuta, che tra l'altro vanta una grande storicità. È una tenuta conosciuta un po' da tutti, dove sono stati grandissimi personaggi e in cui echeggia il nome di Gea della Garisenda. Questa tenuta appunto è stata comprata grazie a Gea della Garisenda, che era la moglie del senatore Borsalino, non dimentichiamolo. Ed era la mia bisnonna. Quando mia nonna partorì mio padre, non aveva abbastanza latte per allattarlo e la mia bisnonna decise di comprare un appezzamento di terra in campagna e comprò una tenuta di 300 ettari per tenere la mucca per allattare il mio padre. Per cui noi abbiamo cominciato, erano di Milano, i miei di Alessandria, e si sono trasferiti qua e abbiamo cominciato la coltivazione del vigneto. Che cosa è stato fatto in fondo nel tempo di questo territorio? Dunque, il primo ristorante che è stato creato è questo qui dove siamo noi ed è stato aperto da mio padre nel 69, il ristorante Roe Buni, dove ci sono ancora delle macine del 500 presenti, è un antichissimo mulino e ancora ad oggi i piatti sono sempre quelli, la tipicità della cucina è sempre quella, i piatti sono tipicamente romagnoli. E siamo ancora pieni di clienti, il che vuol dire che la nostra scelta è stata valida. Abbiamo un altro ristorante che è Croin e l'ultimo aperto per quanto riguarda la ristorazione è la Cantina della Gea, che è un'enoteca fatta all'interno di un locale, proprio la vera e propria cantina. Per cui abbiamo ancora le botti di rovere dove invecchiamo il vino e dove si possono assaggiare i nostri vini, si possono assaggiare i salumi tipici della zona con piatti rigorosamente fatti in casa. Parlo di spianata, dolci, grissini, queste cose qua. In più abbiamo deciso di aprire 2 bed and breakfast, abbiamo destinato 2 antiche case, sono tutte case del Settecento, tutte rimesse a posto, restaurate appunto con ancora gli infissi d'epoca, pavimenti d'epoca e le abbiamo adibite a bed and breakfast. Per cui abbiamo 2 ristoranti, un'enoteca e 2 bed and breakfast. Tra l'altro sono tutte situate all'interno dei vigneti, perché abbiamo tanti vigneti e proprio in occasione della morte della mia bisnonna, appunto Gea della Garisenda, c'è stato il 50° e il centenario di Tripoli bel suol d'amore, abbiamo deciso di lanciare un nuovo marchio di vini in onore suo che sarà il Tenuta della Garisenda. Tra l'altro sta per pubblicare un nuovo logo che ricorda Gea della Garisenda, per cui si chiamerà prossimamente la tenuta con il nuovo logo. Tenuta della Garisenda, ovviamente. Per ricordare la storicità. In memoria della mia bisnonna, sì. Se dovesse descrivere Roe Buni, che da 45 anni offre questa ottima ristorazione tipica romagnola tramite un menù tipico di questa zona. Allora, come antipasti, come entrée diciamo, ci sono i cassoncini tipici con stracchino e rucola, pizza fatta rigorosamente dal locale, i famosissimi ciccioli che non possono mancare, tagliatelle al ragù, assolutamente identiche da 45 anni e molto apprezzate.
grigliata mista con i gratinati e ciambella e albana dolce, ovviamente, per finire, nostra. Davvero stuzzicante, io abbinerei un vino per completare l'opera del menù. Il Pergami è il nostro riserva ed è assolutamente invecchiato per 3 anni in cantina della Gea dentro le botti di Rovere, ed è veramente un vino strutturato e molto molto apprezzato. www.tenutamalia.com. First floor, room 16. Smells like danger. Even better. Second goal, bless our souls. I'm in trouble. È uno dei settori più affascinanti del mondo della pasticceria, oggi noto come cake design, è un po' l'arte della pasticceria portata all'ennesima potenza, che paventa ad un certo punto ad un'azienda come la Stamperia un bisogno, inducendola a creare una vera e propria linea che 2 anni fa nasce con il nome di Dolcemania Cake Design. Avere una linea, una gamma di prodotti come quella di Dolcemania Cake Design, e soprattutto qual è l'esigenza di un cake design? Allora, per quanto riguarda i prodotti Dolcemania, l'esigenza principale è la bontà, perché sono stati scelti non tutti i prodotti che servono a un cake designer, ma soprattutto la bontà. La pasta deve essere buona perché stiamo parlando di dolci, quindi eventi straordinari che può essere un matrimonio e la realizzazione di una wedding con un supporto quale una sweet table, tutti gli elementini che possono servire per quel giorno, quell'importanza dell'evento. And it's known that I end up choosing wrong, 'cause I always trip and fall, the same old rock and repeat and go back. How blind a girl can be to miss you, hide your ring. Fight about everything, I'm so naive, I should have known. Poi la facilità proprio di utilizzo, oltre alla strumentistica, i tools che sono gli strumenti. L'altro aspetto importante è soprattutto lo stupire, quindi non è solo creatività, ma stiamo parlando di eventi straordinari, che può essere un battesimo, un matrimonio, anche semplicemente un compleanno, quindi devo stupire chiunque, sia professionisti che non. Seem to hear that I am in a place where I'm losing the direction of my life, but I'm sure that this is nothing but a phase. Poi c'è la bontà, quindi il marchio Dolcemania, lo dice anche il nome stesso, deve essere proprio garante di bontà. But I'm sure that this is nothing but a phase. Right back at ya, 'cause I survive. Nascono 2 linee, una linea, anzi 3 linee, una linea di prodotti, di accessori, di tools, come li ha descritti, una linea per l'alimentare, diciamo di alimentari, e una linea Poi per la pittura. Oltre alla pittura siamo sempre nel campo Dolcemania, perché sono tutti prodotti certificati alimentari edibili, e abbiamo anche l'altro aspetto che sono le sweet table, i party, quindi tutti gli accessori legati a come crearli e come abbinarli e coordinati. A Dolcemania Cake Design va avanti con un discorso di implementazione nella formazione del cake designer. Sì, ci rivolgiamo a tutti, al pubblico, ai professionisti, ai pasticceri, a mamme e bambini anche, perché abbiamo proprio classi di bambini con academy specifici, showroom, hobby show, fiere e a livello internazionale con altri eventi, anche contest. Cosa deve avere il cake designer per ritenersi soddisfatto nelle sue caratteristiche essenziali della sua attività creativa? Fantasia, principalmente un po' di estro geniale e soprattutto stupire, ma non solo a livello estetico, anche con la bontà, perché la torta io la mangio.
scegliete Dolce Mania Cake Design, perché? Tu mi rispondi? Perché i prodotti sono stati già scelti da noi e in maniera molto selettiva, perché siamo molto difficili e l'azienda a sua volta li ha riselezionati e sono buoni. I forgive her. Oh, please, Lord, deliver me. Io sono con l'amministratore delegato, general manager della Ferinpex SRL, che è Luca Robba. Che cosa fa Ferinpex e come arriva a questa innovazione di prodotto che si chiama Fruzer? Ferinpex commercializza da più di 30 anni nel mondo della frutta surgelata. Siamo importatori e produttori di tutti i tipi di frutta, dal frutti di bosco ai tradizionali ai tropicali. Ci troviamo qui nuovamente al SIGEP con una bella novità per ampliare la gamma della vendita della frutta e soprattutto per stimolare il consumatore finale all'utilizzo della frutta surgelata. Di qui nasce Fruzer. L'idea è venuta di invogliare l'utilizzo e il consumo della frutta surgelata, facendo produrre un calippo di frutta che non è un vero calippo, è un frullato di frutta fresco, genuino, che può essere consumato dalla colazione al pranzo, alla cena, quando si vuole. Le mamme, i bambini sicuramente potranno gustare la freschezza e la naturalezza di questo prodotto. Il marchio Fruzer perché? Frutta che ti frutta, fresco, colorato, un'esplosione di colori, di genuinità, di naturalezza, è questo che vogliamo puntare. Sergio Collalucci, maestro gelatiere, anche consulente per la creazione di Fruzer, che è la grandissima novità presentata dalla Ferinpex per tutti i gelatieri e non solo, per tutte le aziende che avevano bisogno di qualcosa di nuovo. Partendo dal presupposto che proprio a proposito di marketing l'idea nostra è stata quella di creare un prodotto naturale, per cui siamo partiti dalla frutta. Fondamentalmente stiamo parlando di un nuovo prodotto a base di frutta. È un prodotto fresco, naturale, genuino, ha dal minimo del 30% fino addirittura al 70% di frutta all'interno, per cui il mercato oggi ci richiede un qualcosa di veramente naturale e fatto bene. Chi più di Fruzer con assolutamente frutta vera, reale dentro, gustosa, fresca, buonissima, gradevolissima da mangiare. Noi stiamo parlando di una frutta frullata e ghiacciata, il che è diverso perché Fruzer in realtà è un prodotto a base di frutta e zucchero e una piccolissima percentuale di acqua, a differenza di un ghiacciolo che invece è in prevalenza di acqua. C'è da tener conto di una cosa: questo è un prodotto che, anche se lo gustiamo durante il periodo invernale, risulterà comunque al palato non freddo come un ghiacciolo prettamente estivo, per cui è un prodotto che può essere tranquillamente degustato anche nei periodi invernali, ma che fondamentalmente è della frutta fresca ghiacciata, che al palato ti dà una sensazione totalmente diversa. Abbiamo fatto in maniera di avere la possibilità di gustare Fruzer senza doversi né sporcare né colare, né far sì che questo prodotto possa andare giù e andare anche a essere sprecato, perché no? 3 buoni motivi per cui scegliere su un bancone gelato Fruzer da consumare per grandi, piccoli e medi, diciamo così. È buono, è naturale e è 100% frutta. Oggi l'azienda può vantare di uno staff giovane, dinamico, con delle bellissime idee, proposte innovative, fresche, ghiacciate. Da questo è nato Fruzer e da questo nasceranno tante altre idee di raffrescamento dell'azienda Ferinpex, azienda storica, azienda leader che deve andare avanti per tanti anni. www.ferinpex.com
www.ferinpex.it. Venite a trovarci, guardateci, chiamateci, saremo sempre a vostra disposizione. E come dice il payoff, la frutta che Che ti frutta. Smoking, lick your fingers clean. Combustione del legno. Calore. Energia. Oltre 24 paesi del mondo pronti per la Biennale Internazionale. Progetto Fuoco. Dal 19 al 23 febbraio 2014, Fiera Verona è Progetto Fuoco. Mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna. 85.000 metri quadri di superficie espositiva. Oltre 650 espositori provenienti da tutto il mondo. Piattaforma di incontri internazionali. Più di 2000 caminetti e stufe, di cui 250 impianti in funzione durante la fiera. Caminetti, stufe, caldaie e impianti a biomassa, pellet, componentistica e tanto altro ancora. Il primo fuoco design su misura. Fiera Verona dal 19 al 23 febbraio 2014 è Progetto Fuoco. Progetto Fuoco, innovazione e tecnologia per la produzione di calore ed energia. Combustione del legno, calore, energia. Dal 19 al 23 febbraio Fiera Verona è Progetto Fuoco 2014. www.progettofuoco.com. il mondo dell'innovazione deve essere sempre alla portata della pasticceria, che richiede un abbattimento di tempi. A questo pensa Stefano Lunazzi con una innovazione di prodotto che si chiama Luna Poche. Che cos'è Luna Poche? Luna Poche è una macchina che monta istantaneamente la panna e la eroga tramite un erogatore, quindi si evita di montare la panna in una planetaria e poi usare la sacca Poche. Ecco, Luna Poche nell'applicazione pratica riesce a fare cosa se lo vediamo così come lo stiamo vedendo in questo momento, in comparazione tra un modo tradizionale di montare la panna e un modo non tradizionale, anzi il modo Luna Poche di montare la panna? Praticamente questa macchina, anziché montare la panna con una planetaria, pesca la panna da sola, la monta e la eroga con una pistola, un accessorio direttamente sulla torta. Immediatezza di prodotto, la panna subito montata. Per il pasticcere cosa significa? Tempo, guadagno. I buoni motivi per cui scegliere per il pasticcere Luna Poche? Per l'innovazione per la pasticceria, 2 perché aumenta la produttività del pasticcere e 3 perché l'innovazione del 2014.
slunaz.it. We can be held down. It makes you so much stronger. It makes you so much wiser. Each year. And you're so close to your dreams, and no mistake, no heartbreak can take away what you're meant to be. Ital Project nasce agli inizi degli anni '80 dall'entusiasmo e dall'esperienza di 4 soci. E oggi tra le aziende leader dei produttori italiani di arredamento su misura per bar, ristoranti e attività gastronomiche e di vetrine refrigerate per gelati e pasticceria. Tutta la produzione di Ital Project avviene in Italia. Design, ricerca e qualità sono le parole chiave del successo dell'azienda, presente e apprezzata in tutto il mondo. Arredo su misura, vetrine refrigerate, arredo componibile sono i segmenti strategici dell'intera offerta Ital Project. La missione del brand Ital Project è fornire ai propri clienti prodotti e soluzioni di alto livello qualitativo dal punto di vista tecnico, del design e del rispetto per l'ambiente. Dottor Rossi, l'esperienza dell'Ital Project parte nel 1985 con gli arredamenti per i negozi e poi cosa accade? Noi siamo 4 soci, 2 dei miei soci sono architetti e quindi siamo partiti con la progettazione e quindi abbiamo iniziato a creare arredamenti facendoci fornire da artigiani. Poi abbiamo capito subito che dovevamo produrre noi perché gli artigiani non ci accontentavano. Abbiamo iniziato la produzione nel 1986 con 5-6 operai in tutto e da lì siamo cresciuti abbastanza velocemente come arredatori. Da lì abbiamo sentito la necessità di creare anche tecnologia, quindi creare tecnologia significa avere uno studio di progettazione per impianti frigoriferi con ingegneri del freddo, fare ricerca e da lì siamo andati avanti e dopo il 2000 abbiamo iniziato seriamente a produrre anche vetrine per la vendita del gelato e pasticceria. Oggi siamo tra le aziende leader nel mondo, esportiamo in quasi tutti i paesi del mondo, abbiamo una rete vendita importante, siamo anche fornitori ufficiali del gruppo Nestlé in alcuni paesi e siamo molto soddisfatti di questo. We Love Layout. Tutto questo percorso che inizia dal primo passo, dall'impostazione di un locale, dalla consulenza nel progettare, nel mettere i vari servizi, nell'ubicazione, la zona giusta in una città, eccetera, fino alla presentazione o alla proposta dei prodotti da vendere in questo locale. Quindi questo progetto si chiama We Love Layout. Io incontro Cristian Biancalana, direttore commerciale Italia della Ital Project. Che cosa avete strutturato all'interno di questo SIGEP 2014 per rendere esplicabile il layout? Abbiamo solo utilizzato i nostri partner, i nostri clienti per far sì che Layout sia una squadra speciale, un servizio integrato di più collaboratori per dare il massimo risultato al locale, oltre che semplicemente dare un arredamento a un cliente, cerchiamo di dargli la formazione, cerchiamo di dargli supporto, tecnologia, tutto quello che possa servire a rendere un locale estremamente funzionale e di successo soprattutto. Possiamo vedere alcuni esempi qui in fiera da noi, quindi abbiamo Attilio Servi, una nota pasticceria di Roma, che dopo aver realizzato un concept personalizzato per lui, siamo a presentarlo qui con noi in fiera, con i suoi prodotti d'eccellenza. E Attilio Servi ha scelto Ital Project. Molto importante la scelta dell'arredamento, mette in risalto e quindi in bella vista quello che è il prodotto da un professionista e quindi può aiutare moltissimo nella vendita o viceversa può essere addirittura un handicap. Avere un bel
Bel Vestito è un locale particolarmente accogliente, invita una clientela tout court, la invita a venire presso da noi, dove trovano appunto un'estetica accattivante e poi magari un prodotto che gli rimane nella memoria. Oppure vediamo Planet One. Planet One è una scuola internazionale, la prima direi a livello italiano sicuramente, che fa formazione. Per Ital Project nulla lasciato al caso e soprattutto la formazione non deve assolutamente essere tralasciata, per questo mi trovo insieme a Marco Ranocchia che rappresenta Planet One. Cosa significa formare oggi i professionisti di questi settori? Immaginiamo un'autovettura, layout, e ha bisogno di un cruscotto di controllo, la formazione, cioè il modello, il criterio di fare impresa, quindi rendere redditizio un investimento che chiunque lo faccia ha bisogno di rientrare in termini economici e in un tempo ristretto dell'investimento fatto, altrimenti rischia l'impresa. Se dovessimo dire la percentuale di importanza all'interno di un rapporto sinergico di Planet One per Ital Project, diremmo in che percentuale? Allora, il 100% l'importanza formativa come il 100% l'importanza strutturale, cioè non c'è una percentuale che ha un valore, le due cose se non hanno identici valori, una delle due abbassa il valore totale. Emozione vivere un arredamento, un locale, un vero bar fatto da Ital Project con un campione, doppio campione del mondo che è Bruno Vanzan, che si sente molto a suo agio. Quanto è importante la passione e soprattutto l'ambiente per uno come te? La passione e la dedizione per questo lavoro, per uno come me che vive quotidianamente il bar e anche l'arredamento, quindi deve essere anche consono. Quindi oltre che a vivere con Ital Project un'avventura magnifica per quanto livello umano, perché questo fa parte anche dell'arredamento, perché nell'arredamento siamo anche noi persone fisiche, no? Planet One insieme a Ital Project, leader del settore nel consulting per quanto riguarda l'arredamento del locale, quindi bisogna scegliere il meglio se si vuole fare il meglio. Per poi arrivare a un'altra situazione che è quella di Rational. Rational è una tecnologia sicuramente applicata a quello che è la cottura per poter far sì che i locali abbiano più funzioni possibili e realizzare più prodotti in minor tempo e dando la massima qualità. Io sono con Dario Lispi che presenta Rational. Rational è praticamente un centro di cottura in grado di dare ai clienti Ital Project un servizio a 360 gradi per quanto riguarda la ristorazione. Quindi la piccola gastronomia, il piccolo bar che vuole offrire gastronomia con un prodotto Rational è in grado di fornire un servizio completo di ristorazione in spazi molto ridotti e comunque un prodotto finale, lavorare una materia prima di qualità e rendere un prodotto finale eccellente che si differenzia dagli altri prodotti standard. Fino a un altro nostro partner che è la Norcineria Renzini, dove avete notato ci sono dei prodotti di altissima qualità. Anche con loro abbiamo studiato un concept food a livello internazionale, locale e internazionale. Sono con Lorenzo Parrini e abbiamo davanti a noi ricreata la Norcineria. Lorenzo, che cosa significa strutturare una professionalità così come l'avete fatto in questo tipo di negozio? Beh, l'efficienza di Ital Project, la nostra conoscenza e capacità di produrre prodotti di altissimo livello sicuramente sono un binomio, un matrimonio che è replicabile in Italia e nel mondo.
Layout è una squadra speciale di varie persone che si mettono al servizio del nostro cliente, dagli architetti, progettisti, esecutivisti, a tutto quello che è la formazione, la consulenza da parte nostra e l'esperienza di Ital Project, che ormai è trentennale, messa al servizio della nostra clientela per riuscire a fare locali di successo. Noi vogliamo e cresceremo con i nostri partner. Come vedete, i nostri clienti vengono in fiera con noi, quindi ci sposiamo in qualche maniera ai clienti perché siamo innamorati del nostro lavoro. Ital Project è in continuo sviluppo, in continua ricerca. Cerchiamo di crescere insieme ai nostri clienti proprio per far sì che il nostro prodotto sia sempre più vicino al nostro pubblico. Scegliete Ital Project perché? Perché state parlando con uomini veri. I loro banchi frigo sono tra i migliori. Perché non scegliere, ti domanderei io, Ital Project è un sogno che sta diventando realtà. www.italproject.it e lì troviamo tutto. Incontra un'azienda che ha una grandissima novità da proporre, è l'azienda di cui è titolare il signor Gino Poggi, con un packaging davvero innovativo e brevettato, inventore e titolare della Mopac, che però ha avuto un'idea particolarissima. Mopac è il brevetto nato dopo una idea avuta di un bisogno di una notte di un caffè. Da allora ho cominciato a sviluppare, investire del denaro e tanta tempo per riuscire a realizzare questa che è la mia idea. Il fatto di aver messo un tubicino in questo packaging, e nel tempo ho scoperto che è una cosa che piace tanto ai giovani, alle attività, perché è molto pratica. Signor Poggi, perché l'azienda dovrebbe scegliere Mopac per il proprio packaging alimentare? Dunque, partiamo dal tubicino, che è molto pratico per consumare, è ecologico perché non si rilasciano frammenti di carta nell'ambiente, e poi è molto pratica perché è molto tascabile, sta molto bene in borse, tasche, e la cosa è molto innovativa, piace tanto. E in più l'imballaggio è alimentare, certificato, e sarà il futuro. Questo imballaggio ha costi molto bassi, quindi è possibile dare la qualità di un buon prodotto con costi bassissimi. Lei ha avuto tra l'altro l'idea di creare un brand suo, sì, che si chiama Italbon. Cos'è Italbon e cosa distribuisce? Dunque, Italbon nasce per un bisogno di poter promuovere la mia idea, e in più sto tentando di lanciare una piccola linea di innovazione nel mercato dell'alimentazione, perché ho tante idee da poter sviluppare. Hey, now, take your pills and hey, now, make. Noi abbiamo una linea di marmellate per la prima colazione e per gli alberghi, per le università, per i bimbi che vanno a scuola. Poi abbiamo una linea di liquori distillati per gli stadi, e poi abbiamo una linea di caffè dove trasformiamo dal chicco tostato di caffè, lo stabilizziamo e lo confezioniamo sempre nello stesso packaging per chi guida, per chi lavora, che non ha tempo di andare al bar. www.mopac.biz. Da qui
alla prossima edizione ci sono delle nuove tappe del nostro progetto di sviluppo sull'estero di Gelato World Tour, quindi stiamo portando un gelato con un villaggio insieme a dei partner che sono Carpigiani, Mectre e IF in giro per il mondo. Dopo la partenza da Roma e le prime 2 tappe a Valencia e a Melbourne, ci aspetta a metà febbraio Dubai, seguiranno poi Austin in Texas, Shanghai, Berlino, per poi fare la finale a settembre. Quindi insieme a queste tappe ci accompagneranno alla prossima edizione del 2015, sicuramente con uno sviluppo della sensibilità da parte del consumatore del prodotto gelato appunto in tutto il mondo. Combustione del legno, calore, energia. Oltre 24 paesi del mondo pronti per la Biennale Internazionale. Progetto Fuoco. Dal 19 al 23 febbraio 2014, Fiera Verona è Progetto Fuoco. Mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna. 85.000 metri quadri di superficie espositiva. Oltre 650 espositori provenienti da tutto il mondo. Piattaforma di incontri internazionali. Più di 2.000 caminetti e stufe, di cui 250 impianti in funzione durante la fiera. Caminetti, stufe, caldaie e impianti a biomassa, pellet, componentistica e tanto altro ancora. Il primo fuoco design su misura. Fiera Verona dal 19 al 23 febbraio 2014 è Progetto Fuoco. Progetto Fuoco, innovazione e tecnologia per la produzione di calore ed energia. Combustione del legno, calore, energia. Dal 19 al 23 febbraio Fiera Verona è Progetto Fuoco 2014. www.progettofuoco.com